Sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' Living Channel, nilqakom għal dan il-programm l-10 wieħed, il-verità. Il-verità li hija Kristu stess, il-verità li salvakom, il-verità li teħliskom. Xi ġmiel. U dan kollu b'xejn. Imma għaliex ħallas Ġesu b'demmu fuq is-salib għalina. U rxoxta. U aħna ħanirxuxtaw bħalu, imma għal dawk li jemnu fih u jemnuh, għax hawn ħafna min jemmen jgħid jemmen fi Kristu, imma battorjhom il-kelma talla u jiġu blimma. L-importanti l-kelma nisimgħuha minn widna u mill-widna l-oħra stereo, u l-importanti mhux tibqgħu imma tinżel f'qalbna. Għadkom ma tafux min għadu mux qiegħed jesperjenza lil Kristu f'ħajtu, x'differenza ta' tkun ħajtu bi Kristu. Inkredibbli. L-affarijiet għalkemm ngħaddu minn ħafna daw l-affarijiet kemm il-darba nirrepetihom jien. Imma tant nara meravilji f'ħajti li Alla volja jkun hemm is-sagrifiċċji, jkun hemm id-dwejjaq, ikun hemm il-bikju wkoll, ikun hemm l-uġieħ. Imma bis-saħħa ta' Kristu nelbu kollox. U il-missier jisimgħu sa jgħidilkom, imma qabel xejn infakkarkom li għandi l-paġna tiegħi fuq Facebook, il-Verità, u wkoll hemm daw il-programmi fuq YouTube channel fuq tiegħi stess fil-isjem Brinkat. Barra minn hekk, dawk li jixtiequ jistaqsuni xi affarijiet mill-kelma Alla, l-importanti jien weġibkom intikom ir-risposta minn hawnhekk. Issa fidejkom jekk ma temnuwiex jew le. Imma dal-programm għalhekk qiegħda nagħmlu jiena biex dak li kont insaqsi jien ngħin lilkom biex tkunu tafu tweġiba. U minn dak li nkun għaddejja jien inwasslu lilkom. Mhux għax jien fil-isjem Brinkat, imma biex norikom xi jagħmel miegħi Kristu. U t-talim u l-erf li jtini jien kemm għall-ħajja tiegħi u kemm għalikom. Għax dan il-programm għalija huwa miraklu. Miraklu kbir. Mela, nispera li għandkom il-Bibja ħdejkom, ħalli tiċċekkjaw dan il-kliem sabiħ li ħanaqralkom. Ħanoħodkom fit-Testament il-Qadim. Il-ktieb Kronaki, tini ktieb tal-Kronaki minn kapitlu 7. Araw xi ġmiel jgħidilna l-missier għal dawk li jisimgħu leħnu minn vers 14. U l-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom xi ġmiel. Isimgħu ta? Jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom il-lartom.
Sempliċiment relazzjoni jrid il-missier f'isem Ġesu. Araw dan il-feature mill-film War Room, verament film sabiħ, u din l-anzjana l-mod kif qiegħda titlob. Mhux bħal pagani rridu nitolbu, għandna talba u ngħiduha imma trid toħroġ mill-qalb tagħna. Isimgħu din it-talba, u mbagħad ngħaddu għall-mistieden li għandna llum waqt il-programm. You've done it again, Lord. You've done it again. You are good and you are mighty and you are merciful. And you keep taking care of me when I don't deserve it. Praise you, Jesus. You are Lord. Give me another one, Lord. Guide me to who you want me to help. Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance. Raise up a generation, Lord, that will take light into this world, that will not compromise when under pressure, that will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of kings and Lord of lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord, raise them up. Bikkietni rajat. Talba verament qawwija. Qawwija li qalbi għadkom ma tafux jitħabba, kemm qiegħda tħabbat. Meta nitolbu hekk il-mulej milux kelli tista' ngħid kwistjoni tellajt xi feature fuq Facebook u kien li qed ngħidilhom biex jitolbu kemm jista' jkun ningħaqdu flimkien jitfitu nitolbu. Għaġġejjin fid-dinja ħafna affarijiet korroħ diġà qed isiru, diġà orejtkom ukoll fil-programmi preċedenti ta' qabel. Sa jiġri la qegħdin hawnhekk il-kelma tal-Alla din hi u Alla jaf il-futur. Imma bit-talb aħna nelbuhom u jkun magħna u jaħlisna minnhom. Jitolbu minn qalbkom lill-missier f'isem Ġesu hekk qalilna Ġesu. Dak li titolbu f'ismi jingħatalkom. Imma rridu nemmnu u nemmnu. U hekk ġralu il-mistieden tagħna. Illum ġibtilkom hija fil-mulej Taljan. U dan bil-kemm jaf jitkellem bl-Ingliż. Diġà tlabt jiena biex dak li jkun qiegħed jgħid jien nittraduċi u nwassal it-testimonjanza tiegħu.
caro mio fratello Mirko, Eccoci. benvenuto a questo programma, f'dan il-programm hawnhekk ġo l-studios ta' F Living Channel. Grazie perché non è facile quando noi daremo una testimonianza, ma con l'aiuto di Dio Sicuramente ce la facciamo. sì, sì. Siamo qua per la sua gloria. Grazie Allora, per avermi invitato. Anzi, grazie a te. Mela, jiena kont qed ngħidlu li mhix ħaġa faċli li nagħtu t-testimonjanza tagħna. Niftakarni jiena meta kont bdejt ngħid it-testimonjanza kelli gwerra sħiħa anke minn familti mhux kollha ta'. Imma inti dak għalfejn tagħmel hekk, inti x'interesshom ħaddieħor. Mhux biex nuru lilna nfusna kemm il-darba ngħidilkom, imma biex nuru Alla permezz ta' Kristu x'jagħmel bina biex nagħtu glorja lilu u mhux nieħdu l-glorja aħna. Aħna qegħdin strument fidejh. Li sto dicendo che quando noi stiamo dando una testimonianza è per dare gloria a Dio. Non per noi, per fare un show. Esatto. Non come quando io canto. Canto è completamente differente. Anche quando io canto, io dare gloria, certo. Perché il talento che mi ha dato Dio è meraviglioso, allora lodare si dice in Sì, italiano? sì. Infatti. La lode, la gloria. Ok, allora cominciamo dalla tua testimonianza, dalla tua famiglia, come hai cresciuto, staqsejtu biex jibda fuq it-testimonianza tiegħu, minn fejn kif kiber la tua famiglia, se era in che cosa crede la tua famiglia. Ok. Allora, io sono Mirko Pollina. Da dove? In Italia? Di Asti. Vengo dalla città di Asti. Asti dove in Italia? A nord, vicino a Torino. Ah, a Torino, allora in Sicilia? No, in Italia. Al nord. Al nord. Sì. Al nord, più su. Oh, sì, ok. Sono nato e cresciuto in una famiglia di credenti, di cristiani. Come noi, sì. Mela, huwa minn il-fuq tal-Italja, c'è molto freddo allora lì. D'inverno sì. Sì, ok. Mela, jgħed minn naħa fuq tal-Italja, barra minn hekk huwa trabba familja li hija kristjana. Ok. Ho avuto il privilegio quindi di conoscere Gesù fin da piccolo, di crescere con gli insegnamenti della parola di Dio. Ok, mela, kellu l-privileġġ li jisma' u jsirja fil-Ġesu minn kien żgħir mill-kelma tiegħu, mill-Bibbja. Mi consideravo un bravo ragazzo, non avevo particolari vizi e non sentivo di aver bisogno di Gesù. Mela, kien iħoss li huwa tifel sew, ma jagħmilx ħsara, ġifieri la per caso non droga e queste cose. Allura ma kienx iħoss li għandu bżonn lil Ġesu. Ma nella mia vita c'era un vuoto che cercavo di colmare in modo sbagliato. Io cercavo di colmare questo vuoto in un'altra persona, in una relazione con un'altra donna. Ok, mela, kien qed iħossu vojt, questo sei grande allora in questo momento. Sì, diciamo, sono già cresciuto, diciamo, mela, dall'adolescenza in kien poi. iħoss ċertu vojt ġo fih u ħaseb li jista' jsiba f'relazzjoni ma' mara. L'amore è bella, anche è bellissimo. ti ispira anche, sto dicendo bene? Sì. Ok. Għaxetlu li mħabba u kol timla li l-bniedem, imma miex kollox dik li mħabba mill-missier. Il problema è che ricercavo la felicità
nell'amore di un'altra donna. Questo è stato il mio problema. Li ho detto questo. Ok. Il-problema kien qed iħossaw li kien qiegħed ifittex din imħabba f'din il-mara. Ok. E sono arrivato al punto di idolatrare il matrimonio, il desiderio più che altro, il desiderio di sposarmi e avere una famiglia. Non c'è male, non c'è niente male in questa cosa. Non c'è niente di male, però Ma- se arrivi al punto di mettere al primo posto il matrimonio della tua Ok. vita, allora Ti sto domando per Certo. farmi. Ok. Mela, u kien qiegħed ifittex li il-ħaġa kienet isa fissazzjoni li jrid jiżżewweġ kien qed għax jien qed letlhom billi tiżżewweġ ma fiha xejn ħażin, imma qal li ma mhux l-iktar ħaġa importanti, mhux l-ewwel ħaġa għandha tiġi. Non è la prima cosa che deve. esatto, il matrimonio, la famiglia l'ha creata Dio ed è una cosa meravigliosa Eżatt, che ognuno di noi sicuramente lo desidera. eżatt. Però Dio è un Dio geloso e vuole il primo posto nella nostra vita. Eżatt. E io, perdona, Ok, Aspetta. mela. Huwa qal ukoll li l-familja xi ħaġa hija kreazzjoni ta' Alla, ġifieri hija xi ħaġa meraviljuża. Imma Alla huwa jur u jrid li hu l-ewwel għandu jkun f'ħajjitna. e invece nella mia vita il primo posto era la ricerca continua diciamo, ricercare e di colmare questo vuoto che avevo con una fidanzata, con una possibile sposa, ma questo la Bibbia lo chiama idolatria. Mela, skont il-Bibbja qiegħed jgħidilna Mirko, hija fil-mulej li jekk inti tiffissa ruħek f'din il-ħaġa biss, tiġi idolatrija wkoll għax qed iġġib xi ħaġa inti xi ħaġa oħra barra Alla fl-ewwel post. Vero, tu stai dicendo bene. E questo è un piano del diavolo che prende una cosa bella, creata da Dio, lecita, e la trasforma in peccato. È una sentenza molto forte questa, Sì. Ok, mela. U hekk jagħmel ix-xitan, jittantana f'xi ħaġa sabiħa. Biex aħna ma nirrealizzawx li għandna bżonn il-Alla f'ħajjitna u niffukaw fuq dik tista' tkun karozza per każu, hawn min ikollu karozza iffissat fuqha, la jsuqha jħallija fil-garax biex joqgħod hekk innaddafa u laqqas jużal għalkemm għandu karozza il-mulej birku dik il-karozza għax il-karozzi qegħdin biex joħduna l-hemm u l-hawn. Imma iġiba bħala Alla tiegħu. Ho dato un esempio anche. Se un'automobile, Sì. ci sono gente che per loro un'automobile è come un dio. Li lasciano in garage lì per pulire e non si usano. Quella, Sì, è un'altra purtroppo- idolatria. Sì, purtroppo ci sono tantissime forme di idolatria e non è soltanto Davanti adorare un altro Dio. una statua anche. Esatto, ma può essere Un altro anche Dio, una sì. sposa, può essere anche un figlio, può essere anche Sì. il lavoro. Amo il mio lavoro e lo metto al primo posto. Prima di Dio. Prima di Dio, esatto. Esatto. Ci sono tantissime forme. Esatti. Arrivato a più o meno all'età di 21 anni, nonostante questa ricerca avevo una fidanzata da più di 3 anni, ma continuavo ad avere questo vuoto, sentivo che non ero appagato, sentivo che c'era qualcosa che nonostante la ricercavo nell'altra persona, ma non riuscivo ad essere felice veramente. Mela, dan kellu 21 sena di relazzjoni damet 3 snin, mal-kem kien iħobba u hekk kien qed xorta dan il-vojt baqa' hemmhekk.
E mi ricordo che una mattina ero veramente giù di morale, triste per questo motivo e mia mamma mi disse soltanto Gesù ti può aiutare. Ah, Non lo dimenticherò mai carissima quel giorno. mamma. Allora, mela, insomma, allura aħna ngħidu bil-Malti wkoll għax għandna ħafna kliem bit-Taljan. Meta kien qed tara hekk il-mamma tiegħu fil-fatt qaltlu dak il-vojt li qed tħoss għax int qatt m'għandikx il-Kristu ġo fik. Ħankomplu din it-testimonjanza wara dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità fejn illum bħala mistieden għandi wieħed mill-Italja u qed jagħti t-testimonjanza tiegħu ta' kif sabu l-mulej. Il-mulej vera qiegħed magħna għas-sissa għaddejjin. Allora, la tua mamma ti ha dato questa, come si dice? Consiglio. Sì, che Gesù Soltanto lui poteva aiutare. è la soluzione. Esatto. E così cominciai a frequentare la chiesa, a tornare, perché da piccolo frequentavo, ma poi nell'età dell'adolescenza ho Tu hai smesso fermato. sì, di andare in chiesa. Mela, fil-fatt raġa beda jmur il-knisja kif qal meta kien qiegħed jikber u ma baqax imur. Allura raġa beda jmur u jisma' il-kelma tal-mulej. E man mano che andavo in chiesa sentivo sempre di più pace, sentivo che quello era il luogo dove Dio mi voleva e voleva parlarmi personalmente. U minn dak iż-żmien, minn dak il-ħin beda jħoss li din il-paċi u li il-mulej hemm iridu. E così accettai di credere nella croce di Cristo, cioè accettai nel mio cuore Gesù come mio personale salvatore. Accettai il fatto che Lui è morto per perdonare i miei peccati. Mela, huwa emmen qalbu li bis-saħħa ta' Ġesu huwa ġi salvat. La tua relazione è fermata o in questo momento? Nel momento subito dopo che ha fatto questa scelta, la relazione con la ragazza che avevo a quel tempo è cessata, sì, perché non c'era più relazione, perché io ho deciso di seguire Gesù e lei invece non voleva e quindi non c'era più questa affinità, eravamo due mondi completamente diversi. Mela, sa dan it-tant s'intendi xtaq li il-futura sposa, sto parlando in italiano. Insomma, il-mara li kellu relazzjoni magħha, l-arusa, ma ċettax li Ġesu u jisu kienu żewġ dinji differenti u relazzjoni spiċċat fermata, no? Sì, esatto. Sì. A quel punto
Gesù era il mio Salvatore personale, ma non era ancora il Signore della mia vita, perché io inconsciamente ricercavo ancora la felicità in un'altra donna. Ok, mela, u kien emmen li huwa Salvatur tiegħu, imma xorta kien jisu ma jabbastax dil-ħaġa u xorta non c'è male che hai trovato un'altra fidanzata. No, non c'è male. Ma il problema imma la problema era che lei è stata il primo esatto, ancora. Aveva sempre questo desiderio, anche quando non stava con nessuna fidanzata, però il desiderio sfrenato di ricercare in un'altra donna la completezza della mia felicità e non in Dio. Għax kemm partner jew anka fil-familja. Kollox jekk ikonna familja maquda u kollox. Mhuwiex kollox mingħajr Kristu, imma dan li ġaralu għalih kien qed jaħseb li f'mara oħra sa jsib il-kompletament ta' ħajtu. Ok. E qualche anno dopo ho avuto un'altra fidanzata, questa volta cristiana, entrambi cristiani. E lì pensavo veramente di aver trovato la persona giusta, perché eravamo entrambi che amavamo Dio entrambi. Mela ntama ma kristjana wkoll u għalih kienet li hemm qiegħed issa qiegħed komplet għax intaqma waħda kristjana u tnejn ifaħru lil mulej u hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Imma Ma il problema è che senza rendermene conto continuavo a mettere al primo posto l'altra persona. mela, raġa ġara lo stesso żbalju. Esatto. Li beda qiegħed lill-arusa tiegħu l-ewwel qabel Alla. E questa relazione è finita dopo 2 anni. Spiċċat wara sentejn. E in quel momento per me era stato veramente difficile accettarlo. U dak iż-żmien kienet verament diffiċli biex jaċċetta li din telqet ukoll. Mi sono arrabbiato con Dio. U anke arrabja ma' Alla li è normale qualche volte. Non dovrebbe succedere, sì, però purtroppo. Sì. Sto dicendo così perché noi arrabbiamo con Dio e non con Satana. Esatto. Nitfaw il-ħtija aħna fuq Alla u mhux fuq dak li jittantana u nkunu waqajna mbagħad fit-tentazzjoni. Għax mhux li jittantana li naqgħu f'dik it-tentazzjoni u nġibu aħna l-konsegwenzi bidejna. Lì ho vissuto più o meno 1 anno che proprio ero arrabbiato, non ne volevo più sapere di Dio. Għamel kważi sena sħiħa ma jridx jaf bi Kristus sada. Kien jaf li bis-saħħa tiegħu insalvaw u kollox ħalli ben il-ħali ta'. Għalhekk aħna ma nistgħux immorru l-ġenna mingħajr Kristu għax Ġesu għalhekk ġie fid-dinja. Ġie għalina x'aħna m'għandniex perfetti u niżbaljaw, imma ipprovdilna triq biex induru lejn il-Missier f'ismu u nitolbuh maħfra. U dak il-ħin stess jaħfrinna. Sto dicendo che è per questo che Gesù ha venuto qua per morire per noi, perché noi non stiamo perfetti. No, e allora noi sbagliamo, ma Gesù ha fatto questa strada, si dice, sì. Per noi, per noi peccatori che possiamo andare davanti al nostro Padre in cielo, in suo nome, e noi preghiamo per, come si dice, to forgive our sins. Per il perdono. Per il perdono, grazie. E allora
sai qualcosa in inglese? Sì. Mi hai aiutato, grazie. E proprio mentre ero nel momento più lontano da Dio, non pregavo più, non leggevo più la Bibbia, Dio mi ha dimostrato che non mi aveva abbandonato. Mela, l-kem għamel dan iż-żmien kollu la jaqra l-Bibbja la jitlob imma Alla urih li hu ma abbandunax. E voglio raccontarvi una piccola storia di che mi è successo. Io stavo lavorando in un villaggio turistico in Sardegna. Quando è scaduto il contratto, era ancora a metà estate e non riuscivo più a trovare lavoro, ma non avevo intenzione di tornare a casa dei A miei. casa. Mela, dak il-moment meta kien qiegħed il-bot kif qedtilkom bħalli ben il-ħali, qiegħed il-bot minn Alla, u kellu xogħol ġewwa Sardenja, din hija iżola u island Sì. li hija kważi ħdej l-Italja hemmhekk u loro parlano l-Italjano Sì, anke sì, in sì. Sardegna. Jitkellmu bit-Taljan u dan ix-xogħol waqfuh minn dan ix-xogħol f'nofs is-sajf. Non qed faċile per trovare un altro lavoro. No, perché eravamo già a metà estate Esatto, tutti i villaggi erano al completo. Perché non ho trovato la parola in maltese per isola, gżira. Ah, ok. E lì non ti potevo aiutare. Biex ma importax, insomma, intom tikkumpatuni hawnhekk jisna qegħdin id-dar, jisna qegħdin familja waħda aħna. Anzi, grazzi tal-li tilqawni ġewwa djarkom dan il-programm għal ġittakom meta tiftħu dan il-programm ġita jagħmlilkom żgur. Inkoplu nisimgħu din it-testimonjanza. Ok, però io decisi di rimanere in Sardegna e con i pochi soldi che mi rimanevano ho fatto il pieno in macchina, ho cercato lavoro in tutto il sud dell'isola. Għax insejt ngħidilkom, biss għalkemm spiċċa waqfu minn dan ix-xogħol ma ħass li għandu jmur lura id-dar. Musa dan it-tan bil-flus li kienet fadallu għatidu f'Sardenja. Senza però risultati. Hemm riżultati per che cosa? Per trovare Per lavoro. trovare, mela għatidu ure biex ifittex xogħol ieħor. Ma sabx. Ok. Così la mia macchina è diventata per qualche settimana la mia casa. Questo è interessante. Mbagħad il-karozza tiegħu spiċċat li saret id-dar tiegħu wkoll. Joqgħod fiha u jorqod fiha. E mangiavo con giusto 2 euro al giorno, giusto un panino con una fetta di U kien prosciutto. jgħaddi b'żewġ euro biss biex jixtri biċċa ħobs. Un giorno però è finito anche l'ultimo euro che avevo in tasca e mi trovavo davvero senza niente. I miei genitori erano all'oscuro di tutto, non sapevano niente e io non volevo dirgli niente, ovviamente. Mela l-ġenituri tiegħu ma kienu jafu xejn fil-fatt ma qalilhom xejn. Anke per perché stai ridendo? No, perché se no immaginavo mia mamma che si sarebbe preoccupata. moltissimo. Sintendi biex ma jinkwitawhomx u kollox, allura kompla hemmhekk. Cosa prodigal son, sai che cosa quello che nella Bibbia il figlio del Il re, figlio il prodigo. il prodigo, Sì. le sto dicendo di questa Somiglia, è sì. simile. È molto, molto simile, sì. Come si dice in italiano? Figlio il prodigo. Figlio il prodigo. Ok. Arrivo una sera, mi metto la macchina sotto degli alberi e dopo tanti mesi faccio una preghiera. Ok, mela. Wara daw ix-xhur kollha
f'dal istat bil-karozza taħt is-siġar talab. E dissi, Signore, so che ti ho abbandonato, ma se tu ancora non mi hai abbandonato, allora dammi da mangiare stasera perché ho tanta fame. Mela, talab li biex ma jabbandunax u jipprovdilu xi jikol għax għandu ħafna ġuħ. Dopodiché sentivo in lontananza della musica e andai a vedere se c'era un villaggio. Al mio ritorno, parcheggiato davanti a me, c'era un camper con una coppia dentro che era in vacanza. Camper è un caravan? Un camper è un... Non caravan. Simile. Simile. È caravan, però non con rimorchio, è Ok. è tipo un camion con tutto insieme. Tutto insieme. Ok. U sema l-mużika mar biex ifittex jara dil-mużika minn fejġiet u meta darġaġi lura jisib din tipo ta' karavan ipparkjata qudiem il-karozza tiegħu. Escono una coppia di giovani e cominciamo a parlare della musica che si ascoltava, che cosa c'era, cosa facevano, se c'era la festa. E dopo un po' di parlare mi hanno detto, stiamo cucinando, ti va di mangiare con noi? Mela, wara li għadu jitkellmu, għamlu ħbieb, mu bdew jiddiskutu biex jaraw dik il-mużika kif hemm xi festa u hekk. Dawn għalulu aħna qed insajru. Trid tikol xi ħaġa? Dio grande. Sì. E quella è stata una risposta alla preghiera che ho fatto. E io con gioia volevo abbracciarlo e dire sì. Ripeti la tua preghiera, per favore, perché La preghiera è stata, Signore, anche se io ti ho abbandonato, so che ti ho abbandonato, ma se tu ancora non mi hai abbandonato, ti prego fammi mangiare stasera. Ok, mela, għallu, mela, il-talba kienet eżatt, jiena orrajt abbandonajtek, imma please tabbandonanix inti. U għamel mezz li kolli xnikol u fil-fat. Sablu xi jikol u hekk testimonjanza li sema talbu. Għax dak il-ħin stesse, non c'era troppo tempo. No, infatti, cioè, non potevo... Magari uno non credente poteva dire una coincidenza che è arrivato un camper, che mi sono... Xaħat li ma jemmix jibda jaħseb li kienet koincidenza, ġifiri, mux għax kombinazzjoni ġifiri, imma u jaff it-talba li għamelu li l-mulej semaw. È stata proprio una grande coincidenza, giusto dopo che ho fatto la preghiera, che sia successa una cosa del genere. Io so che il mio Dio mi ha risposto e mi ha dato da mangiare in quella sera. E poi? E poi con entusiasmo ho accettato di mangiare con loro, chiaramente. La sgola accetta. E non solo, ma il giorno dopo in quel villaggio c'era un posto libero, cercavano un lavoratore e ho cominciato a lavorare lì. Il giorno dopo? E 2 giorni dopo, Okay. però dal giorno dopo già ho cominciato a mangiare con gli altri animatori e dormire con loro. Ok. Ġifiri, laqda diġa sapu kol. Allora hai trovato anche dove abiti o Sì, il giorno dopo? Il giorno dopo. Prima ancora di iniziare a lavorare, già mi facevano mangiare nella mensa con tutti gli altri animatori e dormire anche Mela, con fej kien hemm loro. l-animators u hekk u kien hemm ukoll mela, u raqat magħhom ġifieri dan fej kienu daw il-post. U mhux tal-li hekk, tal-li l-għada sab ukoll ix-xogħol magħhom kon questi animatori. Sì, Hai trovato con gli altri colleghi di lavoro, sì. E il Signore è andato oltre della preghiera che ho fatto. That's good. Il-mulej tarġa mhux tal-li semaw dik għal-ġuħ biss, imma mhux
tal-li għamillu xaġi kbar ukoll li taħi x-xogħol. E quella era la dimostrazione che non mi aveva abbandonato, che il O Signore dik- era ancora con me. Il-mulej u riħ li ju ma abbandonax. U din hija weda minn Alla, I will never leave you nor forsake you. Li dawk tiegħu mhux se jabbandunhom qatt. U ħanarġa nirrepeti bħalli ben il-ħali li ngħidulu l-ħali għax kun ħela kollox. Imma il-missier tiegħu laqgħu u mhux tal-li hekk immaġinaw dan ġej minn mal-ħnieżel, bil-ħmiex tal-ħnieżel, kien jiekol l-ikel tagħhom, min jaf xriħa kellu dan, u mar bit-tir li jservi lill-missieru, ma missieru ma qallux murħu xawer l-ewwel, anzi kif kien għan u miegħu taħbew sa libsu ċ-ċurkett u l-mantar. Inkomplu. Poi tornai a casa dopo un mese e mezzo, però ancora c'era dell'amarezza nel mio cuore. Kien għad baqa dik ix-xi ħaġa li kien beda l-xogħol u hekk. Kien hemm dik ix-xi ħaġa hekk li qiegħda tkiddu xi ħaġa dak il-vojt, qisu xi ħaġa li mhix kompleta. E mi ricordo un giorno che ero a casa da solo. A casa dove? A Dai miei Sardegna? genitori, no, no. Lì, Mi sono chiuso in camera, erano tanti mesi che non aprivo la Bibbia ormai, ma quel giorno sentii il dovere di farlo, di aprire la Bibbia. Mela, għadda żmien kompla b'dan ix-xogħol hemmhekk bħala animator u raġa ġralu li raġa bedalla jaqra l-Bibbja. U wara dawn ix-xhur kollha raġa ħass li għandu jiftaħ il-Bibbja. E sfogliando mi soffermai su Matteo 12:30. Mela, ħammorru naqra Mattew ħanaraw għax għalli waqaf hemmhekk. Mattew 12:30. Mela, 11 aw 12 vers 30. Għawni. Mela, jisimaw għadin. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi ixerret. È molto forte, questa? Sì, per me è stata una rivelazione. Soprattutto la prima parte del verso. Gesù che parla, che dice chi non è con me è contro di me. Contro di me, mamma mia. E in quel momento io sentivo che non ero con Dio. In quel momento ho capito i due regni che ci sono, il regno di Dio e il regno del principe di questo mondo, che è Satana. Satana. Dak il-ħin ra iż-żewġ dinjiet, n-inverted commas, il-renju, il-troni ġifiri ta' Alla u anki dak ta' Satana. Il-prinċep ta' dinja. Il-prinċep ta' dinja dak u meta jgħidilna f'kapitlu 14 Ġesu, sammur jienu ħajġi il-prinċep ta' dinja. Ħanaddu għal daw ir-riklami u nkomplu b'din it-testimonjanza. Il-verità tibqa' dejjem. Ma abbiamo ancora tempo? Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi,
Lourdes Opticians ta' San Juan Annucciali. Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer. U Model Elegance ta' Buġibba u ħal-qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqawkom għat-tielet parti tal-programm Il-Verità fejn qegħdin nagħtu testimonjanza ta' Mirko il-mod kemm il-darba jiġi għand il-mulej u jarġa' jitlaq. Imma qiegħed jurina b'din it-testimonjanza li Alla ma jitlaqna qatt lill-uliedu qatt ma jitlaqhom. Dejjem jibqa' jiġri warajhom bħanna ġal mitlufa kif kont jien ukoll. U tiskanta xi ġmiel li mħabba tiegħu meta aħna nirċevuha u naċċettaw li Kristu bħala Situ Salvatur tagħkom hemmhekk għalkemm jekk tmorru jekk tkunu verament intom aċċettajtuh u bħal kif qedtilkom jiena nagħmlu żbalji u ġieli nitilqu mit-triq tal-mulej li jkun ipprovdinna hu imma u jibqa' jiġru warajna u naf niesek ngħidilhom il-mulej jħobbkom wisq għandkom xorti arġgħu iftħulu qalbkom il-bib ta' qalbkom ħalli tarġgħu tgħaddu minn daw il-meravilji din ir-relazzjoni ma' Alla. Continuiamo. Ok, da quel momento per me è stata una rivelazione. Rrid infakkar ukoll rajna minn Mattew 12:30. 12:30 12 vers 30 fejn kien hemm dan jgħid Ġesu min mhuwiex miegħi u kontra tiegħi. U dik kienet qawwija wisq, u anke lija. Qawwija molto forte, Sì, perché nonostante fossi cresciuto in una famiglia cristiana, nonostante avevo ricevuto gli insegnamenti biblici, nonostante avevo anche qualche anno prima accettato il Signore nella mia vita, però mi sono reso conto che io non ero con Dio. Mela għalkemm kiber kien qed jgħidilna għalkemm kiber familja Kristjana, aċċetta lil Kristu. U rieħ ukoll Alla kemm iħobbu, kemm jipprovdilu dak li għandu bżonn. Imma sa dan il-mument li qara din l-iskrittura, dan il-vers, ma rrealizzax kemm huwa importanti li jkollu relazzjoni ma' Kristu. E se non ero con Lui ero contro di Lui. E questo ha frantumato il mio Irrealizza vera cuore. li huwa kontra tiegħu għadu. Questo ha frantumato il mio cuore e mi inginocchiai, piansi come non avevo mai fatto grazie a fino a Dio. quel momento e chiesi perdono per essermi allontanato da Lui. Mela dan il-vers min mhux miegħi u kontra tiegħi tant missitlu qalbu li dak il-ħin niżel għall-kubtejh, jitolbu maħfra, beda jikbi. U meta jġrinna hekk, meta nitolbu maħfra taf kif nistrieħu. Noi, quando noi preghiamo il perdono, questo come si dice, peso, li lascia. Sì, improvvisamente sentiamo una pace che non si può spiegare. Ikolna paċi li ma nistawx infissruha. Un senso di libertà. U sens ta' libertà. Da quel momento in poi la mia vita è veramente cambiata. Minn dak il-ħin imma mbagħad il-ħajja tiegħu inbidlet. Certo,
ci sono state delle lotte, ci sono ancora, ci saranno sempre. Oh, dejjem. Dejjem ikun hemm tribulations, dejjem ikun hemm affarijiet kif kont qed insemmi jiena wkoll kemm il-darba wkoll insemmi qegħdin fid-dinja imbagħtu, ngħaddu minn ħafna ċirkostanzi li ħambagħtu. Imma Però adesso so che appartengo al regno di Cristo. immissa jaf li huwa jappartieni anke komment. Apparteniamo. Ajma, li u jappartieni issa ir-renju ta' Alla. Ġifieri parti minnu u minn hawn tibda din, mhux meta mmorru l-ġenna, għax minn hawn irridu nsiru qaddisin. Qaddisin kemm il-darba femtilkom, xi konna xi raġġiera, imma hija konna d-dawl joħroġ minn ġofina, id-dawl ta' Kristu, l-Ispirtu Santu li konna ġofina. Bek dejjem tarawni li bid-bissima, anka meta nkun imdejqa. Għax naf li il-mulej qiegħed miegħi, l-għandi il-mulej miegħi mhix għandi nibża. Inkomplu. Inkomplu. Kontinwa. Hai pregato, Sì. Con le lacrime, noi siamo liberi. Il fatto che Satana poi conosce i nostri punti deboli. Esatto. E il mio punto debole era comunque sempre questo desiderio di ricercare, di mettere inconsciamente, perché poi lo facevo in modo quasi automatico e mi tentava, ha cercato il diavolo di tentarmi con altre relazioni, non che fosse sbagliato avere un'altra relazione, Sì. ma cercando di spostare l'attenzione da Dio all'altra persona. Mela, xorta, għax il-xitan dejjem hekk jagħmel, jittantana fl-affarijiet li aħna debboli fihom, li faċilment nistgħu naqgħu fihom, għalhekk għandna bżonn il-Ġesu, għandna bżonn l-Ispirtu Santu ħalli nkunu sodi. X'il-kelma talla tgħidlek dak li huwa ġo fina huwa aqwa minn dak li huwa tad-dinja, għax-xitan. Ara taħsbu li x-xitan qiegħed l-infern ta' mhux issa. Dak u mal-anġli li niżlu mis-sema u ribellaw kontra Alla. Edin l-aġenti naħna nistaħal nfehmkom l-aġenti tiegħu għax hu ma jistax ikun Satana ma jistax ikun kull imkien fl-istess ħin bħal Alla iva, imma hu le allura jkollu bżonn in-nies u jinqed anke bil-persuni biex jifixkluna lilna ikunu għedewwa tagħna ra taħsbu li mhux il-bniedem huwa l-għadu tagħna imma Satana. Jinqeda bihom allura għal dawk in-nies li għamlulna ħsara, aħfrulhom. Kif dejjem qedtilkom, u ħalluhom f'idejn Alla, tpattulhomx intom, għax Alla jpatti, jekk huma ma jdurux lejh u jitolbuh maħfra, sintendi għax jekk skużawni jekk jitolbuh maħfra, okej, imma l-għadu tagħna ftakruha din, huwa x-xitan, mhux il-bniedem, u jinqeda bil-bniedem, ix-xitan, imma jekk aħna jkollna l-Ispirtu Santu, ix-xitan mbagħad mhux xejn. Jgħidulu itlaq minn hawn f'isem Ġesu, kif jisma' l-isem ta' Ġesu, mala jaħrab, mill-isem tiegħu jibża, mill-ebda l-mambierek u affarijiet materjali. Mill-isem ta' Ġesu Ġesu għalinna f'Mark 16:16. Fismi itkeċċu x-xjaten. Mela allura dawk li jemnu jitamdu dawn il-poteri jiġu ġofina permezz tal-Ispirtu Santu, mhux aħna, mhux jiena Filisjen jew Mirko, imma dil-qawwa tkun ġejja mill-Ispirtu Santu. Fismu għalinna Ġesu, fismu iva. L-isem ta' Kristu għandu din il-qawwa kollha. Ed è stato un processo di apprendimento.
Aspetta un sì. momentu, u nsejt ngħidilkom li dan raġa ix-xietan beda jittantaħ f'dil ħaġa ta' relazzjoni li jibda jitbiet, jibda jġib din ir-relazzjoni qabel Alla. Di imparare col tempo, imparare a mettere sempre Dio al primo posto. E la mia carne mi porta verso i miei desideri, che possono essere il lavoro, possono essere una moglie, possono essere tante cose, ma è un processo di apprendimento che tuttora sono sempre in apprendimento, per far sì che Dio sia sempre al primo posto, che Gesù sia non solo il Salvatore della mia anima, ma anche il Signore della mia vita. Mela. Imma b'dan il-proċess aħna meta naċċettaw verament u nibdew nġibu lill-Alla fl-ewwel post tagħna f'ħajjitna, nibdew nikbru, nibdew nitalmu kif nikkontrollaw dawn il-ġibdiet. Jistgħu m'hemm bżonn ikunu relazzjoni, jistgħu jkunu anke kif semmejna fil-bidu, jista' jkun ix-xogħol tagħna, jistgħu jkunu ħafna affarijiet. Imma nkunu aktar sodi meta nkunu aħna, nkunu Ġesu jkun fina, naċċettawh u nġibu lilu l-ewwel. Importanti ħafna ħafna x'jekk inġibu lil Alla l-ewwel, kunu nafu kif inħobbu, kif naħfru, kif nikkumbattu ma' din il-ħajja. Għadkom dan benefiċċju. Benefiċċju għalina. Sto dicendo che è un beneficio, sì, che quando noi Dio è il primo posto nella nostra vita e noi possiamo amare, possiamo anche perdonare anche i nostri nemici che hanno fatto e anche in questa vita che noi abbiamo in questo mondo che non è facile, ma come si dice? We overcome. Noi Andiamo avanti. andiamo avanti, superiamo, sì. Esatto. Sì, c'è un versetto, non mi ricordo dove sta scritto, però è stato molto significativo anche per la mia vita. Due versetti anche. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli ti concederà i desideri del tuo cuore. Questo è stato un allenamento quotidiano ed è tuttora un allenamento quotidiano perché il Signore ci vuole dare un'abbondanza. Dio è un Dio di abbondanza e vuole darci veramente una vita piena, felice e ricolma di pace e di gioia. Esatto. E quando noi lo cerchiamo, mettiamo Lui al primo posto, che significa mettere Lui al primo... scusa, ti faccio... Sì, ok. Allora, mela, u kollem vers, laqsi ma niftakarx fejn, u ma nafu żgur, għax dil-ħaġa nejxa jiena, meta miktub li meta inti tfittex il-ferħ tal-Alla u dan il-ferħ ġibu ġo fik, u jimlik, u jtik, affarijiet kbar, jiffawrek. Met inti ġib lilu fl-ewwel post, dak li jrid jagħmel itina dan il-ferħ, din il-paċi, din is-salvazzjoni, din il-libertà. Aħna ra taħsbu tali li qegħdin b'xi ktajjen, kont qabel jiena bil-ktajjen għax inkont għadu ta' Alla. Qabel ma ġejt għand Kristu, hekk tgħidilna, qabel ma naċċettaw lil Kristu aħna f'ħajjitna inkunu għedewwa tal-Alla. Imma aħna mbagħad minn daw il-ktajjen inkunu aħna liberi, mhux liberi nagħmlu li rridu. Il-kmandamenti qegħdin Ġesu għalilna jekk tħobbuni jobdu l-kmandamenti tiegħi. Il-kmandamenti tiegħu huwa u ġabarhom f'ħaġa waħda li nħobbu anke lill-edewwa tagħna. Bħalma nħobbu lil nfusna. Dak jaqdu l-kmandamenti kollha hemmhekk. Allura meta inti tobdih, inti sa jkollok dan il-paċi, ma jkollokx il-konsegwenzi għal ġittana jgħidilna, biex ma nbatux.
Issa ħalluha li ċerti konsegwenzi jġibuhomna in-nies ta' madwarna, imma irrid ikollna l-fiduċja sħiħa fih, mhux blimma, imma le, fiduċja fih. Li mhix faċli, jiġifieri, imma permezz tal-Ispirtu Santu iva. Bekk tajtkom din it-testimonjanza f'din l-iskeda aktar kien fuq teaching, imma mit-testimonjanza ukoll li konna it-talim ta' kif għadda dan jista' jkun li jkunu għaddejna mill-istess ħaġa. Mela la dan is-supera permezz ta' Alla bil-fiduċja fih. Tissuperaw għandhom ukoll flimkien miegħi. Continuiamo, perché io quando comincio a parlare su di Dio, Problema che non ti capisco, sì, ma sto dicendo che quando noi troviamo questa gioia di Dio nel nostro cuore, noi possiamo fare tante cose. E noi non siamo come una catena, noi siamo liberi. Esatto. Perché pensano che noi cristiani siamo così. No, noi siamo È l'esatto liberi. opposto. Esatto. È l'esatto opposto. Esatto. Noi siamo liberi e purtroppo sono quelli che non credono Non in per Dio fare che sono legati. quello che viene, anche il male. Gli sto dicendo che Gesù ha detto che noi dobbiamo amare Lui, noi stessi, anche i nostri nemici. Sì. Tutto insieme, quando facciamo quelle cose, i comandamenti sono in una sentenza con quella. Sì, ed è davvero quando ho capito, perché poi è sempre una crescita continua. L'altro verso che mi ha veramente, che è molto simile anche a questo, di cercare prima il regno di Dio e che tutto il resto, Dio dice, vi sarà dato in più. Cosa vuol dire cercare il regno di Dio? Mi sono interrogato tante volte in questo. Sì, dopo la pubblicità. Sì, va bene. Mela, naddu għal-pubblicità, nidu bit-Taljan issa, u naddu għall-aħħar tal-programm, l-aħħar parti. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Nilqakom għall-aħħar parti ta' dan il-programm din it-testimonjanza li min jaf kemm naddu aħna bħala wkoll. U nitalmu iktar meta aħna nissuperaw u nkunu aktar sodi minn dak li jkun qiegħed jinqalanna u nibqgħu nemnu falla jinqala x'jinqala ħanejdilkom wara taf kif itellakom il-fuq. Għax inkredibbli. Għax għallek ekk iridna jrid itellana l-fuq, mhux iniżilna, ma jridniex bit-depression, jridna mimlijin il-fuq. Issa, Mirko, stavi dicendo prima la pubblicità, Sì. un frase veramente importante che è nella Bibbia, ma nafux fej qiegħda dan il-vers, ma jimpurtax, ma nafax anka li għamlet l-impatt ukoll dan il-vers. Tibżax, un bat jek meta nsiba nibatilkom ukoll fil-paġina tiegħi. Un versetto che dice cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Mela,
hemm miktub li l-ewwel trid tfittex ir-renju ta' Alla u l-ġustizzja ta' Alla E tutto il resto, tutte le altre cose vi saranno date in più. u l-affarijiet l-oħra mbagħad joqogħdu f'posthom. Io mi sono interrogato che cosa significa letteralmente, cosa devo fare per fare questo, lavorare per il regno di Dio, cosa significa? Mela, sa xi tfisser, xi rridu nagħmlu biex nagħmlu dan kollu. Significa lavorare per qualcosa di eterno, mi spiego meglio. In questa breve vita che abbiamo, la Bibbia descrive la vita come un vapore che appare e poi svanisce. Ci affanniamo per lavoro, per le cose terrene, ci affanniamo per cose che sono un vapore per Dio. Mela, aħna fid-dinja, għaxu qed jipprova sa jfissrilna xi tfisser din. Fid-dinja aħna sibna biex naraw kif sa naħdmu. Għandna bżonn il-flus, hija barka li jkollna xogħol. Imma li nqedu x-xogħol l-ewwel li nkunu nixtiequ forsi li jkollna xi ħaġa bħal m'għandu xi ħadd ieħor. U daw l-affarijiet. Imma mhux din hija għax fil-ħajja, ħajja waħda għandna. Imma mbagħad ħajja waħda u mbagħad wara din il-ħajja hemm eternament. L-etern li jew ma' Alla jew ma' Xitan. Issa. E lavorare per il regno significa lavorare per qualcosa di eterno. Faccio un esempio. In questo momento stiamo parlando di Gesù. E se attraverso la mia testimonianza, attraverso magari le nostre parole, una persona si avvicina a Gesù, lo conosce e dà la sua vita a Lui, la sua anima viene salvata, questo è qualcosa di eterno, questo è qualcosa che noi ci ritroveremo un giorno nel cielo. La Bibbia parla di farsi tesori non nella terra, ma tesori nel cielo. Portare un'anima a Cristo è un tesoro che ci ritroveremo nel cielo. X'inhu huwa dan ix-xogħol li rridu nagħmlu aħna li nservu l-mulej kif qegħdin nagħmlu wkoll permezz ta' dan il-programm. Billi aħna nxandru l-kelma tiegħu u ngħidu bit-testimonjanza tagħna u billi nitkellmu li nsalvaw erwieħ oħra. Imma vera inkunu salvajnihom aħna, ma permezz ta' Kristu rridu norruhom li mhux aħna, Alla jkun qiegħed jinqeda bina. Għal dan ix-xogħol kif kemm il-darba tilkom, mhux biex naqalgħu il-flus, imma jimlina wisq. Għalhekk kienet il-ħolma tiegħi. Ġejna quante volte ho detto queste parole, che anche questo programma noi stiamo facendo per la gloria di Dio, perché con questa testimonianza, anche gli insegnamenti che abbiamo avuto con il pastore e altri, allora noi stiamo lavorando per Dio. Esatto, per questo non potevo rifiutare il tuo invito, perché servire Dio significa parlare di Lui, farlo conoscere il suo grande amore, la sua bontà, come cambia le vite, come davvero trasforma le vite, come dà la vera pace, la vera gioia. Għalhekk ħass li m'għandux jitlef dil-istedina li jien għamiltlu għax irid juri wkoll permezz tat-testimonjanza tiegħu biex intom ukoll tiġu għand il-mulej. U kif ħad tiġu għand il-mulej? Billi tistaqsuh u titolbuh maħfra, titolbu lill-missier li jintom iva temnu li ju bat lil Kristu din id-dinja biex imut għalikom u li ju irxoxta u aħna ħan irxoxtaw miegħu. U mbagħad titamdu. Fik kif il-fatt tagħmel Mirko u tagħmel taw Malta. Sto dicendo del battesimo, del tuo battesimo. Non è in luglio, luglio scorso, luglio li għadda
mitgħammed ġewwa l-baħar, il-baħar hemmhekk quddiem in-nies u biex juri li issa m'għadux tax-xitan imma sar ta' Kristu. Sì, perché è un atto di ubbidienza. Eżatti. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Così dice la parola di Dio. E io oggi posso dire con certezza che tutto il resto davvero è in secondo piano, anche sposarmi. Un giorno, se Dio vorrà, ok, mi sposerò, ma mi sposerò se succederà con una donna che, come la chiama la Bibbia, l'aiuto idoneo. Esatto. Che mi aiuterà ancora di più a servire il Signore e non che sarà un ostacolo, perché se il matrimonio sarà per me un ostacolo io posso anche rimanere così come sono, perché davvero voglio, il mio più grande desiderio adesso, finalmente, dopo tanti anni di battaglia, di lotta, un processo di crescita, il mio più grande desiderio è quello di farmi tesori nel cielo, di lavorare per il regno di Dio qui sulla terra, che poi un giorno troverò nel cielo. Ci sono persone che si affannano per fare soldi, per avere fama, per avere successo. Esatto. E sprecano la propria vita dietro a cose che Dio paragona a un vapore che appare e poi svanisce, che non ti rimane nel tempo, che è soltanto una cosa terrena che qui sulla terra tutto passa, le cose belle, le cose brutte, passa qualsiasi cosa. Mela, qed jgħid issa sab li issa jaf ċert li l-ewwel huwa Alla f'ħajtu, isib x'mara jew le ħajħalli fidejn il-mulej imma li jixtiequ li jkollu mara li tgħinu f'din il-mixja ħalli mbagħad igawdi wkoll l-eternament ma' Alla. U mhux li ħatfixklu, għax kieku jippreferi joqgħod hekk. Li ma jkollux din il-mara, imma l-aqwa li Alla dejjem huwa l-ewwel f'postu, għax dawn huma t-teżori, għax kemm il-darba aħna l-bnedmin infittxu jew fil-flus, jew li konna l-fama, li nkunu popolari, imma nisimgħu b'ħafna li huma popolari x'jiġrilhom, ma jfissirx li għax kull min huwa popolari jiġrilu hekk. Għax jekk minnu iġib l-ewwel l-Alla f'ħajtu jirbaħ kull battalja li konna f'din id-dinja imma ċertezza waħda hemm permezz tad-dem ta' Kristu aħna salvati u ċerti li ħankunu nirrenjaw miegħu hemmhekk fis-saltna tal-missier. Grazie Mirko. Grazie a te. Adesso io canterò una canzone. Okay. Ħankantalkom kanzunetta li jisimha I Choose mill-album tiegħi Multi Shipwreck. Din il-kanzunetta hija ukoll dwar ħajti u hija testimonjanza wkoll tiegħi. Għax nażel jiena li nitlef il-ħajti u ngħixha mbagħad narġa' nitwieled mill-ġdid u ngħixha ma' Kristu. Arawa. Jesus, I choose to pay the cost, for I realize He saved me, and I know that I was lost. I know that I was wretched, and I know that I was poor. I know that heaven touched me when He knocked upon my door. I choose to lose my life to find it. I choose to follow where He leads. I choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs.
choose to follow Jesus. I choose to walk in light. I know that He redeems me from the blackness of the night. I know He took my sins and nailed them firmly to the cross. His precious blood has freed me. Satan's kingdom suffered loss. I choose to lose my life to find it. I choose to follow where He leads. I choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs. I choose to follow Jesus. I choose to bear His name. In my weakness He is strong. I'll never be the same. His mighty love surrounds me, and my lover and my friend. I choose to follow Jesus. I'll follow to the end. I choose to lose my life to find it. Choose to follow where He leads. Choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs. Choose my life to find it. To find it. Choose to follow.